Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la quarta giornata del campionato Juniores Under 19 ed affrontarsi Atleti Club Palermo e CUS Palermo. Gli applausi da parte di entrambe le formazioni che sono già schierate in campo. Vediamo infatti immediatamente i due capitani, Salvatore Teresi con la maglia numero 4 per gli ospiti, il CUS Palermo, dall'altra parte invece il capitano è Cristian Ingallina, dunque parte dalla panchina Mattia Clemente. Questa è subito già una notizia. Nel frattempo le due formazioni stanno dando anche il classico batticinque a piedi, iniziare alle panchine avversarie. Dunque prima di cominciare a commentare questa partita siamo anche un po' in anticipo in realtà rispetto all'orario previsto per il match. Noi vi raccontiamo come sempre le statistiche perché possono sempre dare delle informazioni in più anche per capire quello che andremo a vedere, quello che effettivamente i due tecnici potranno proporre in campo. Ci aspettiamo sicuramente un aspetto forse più offensivo da parte di mister Gabriele Cipolla, che al momento per quanto riguarda l'aspetto dei gol non sta brillando molto la formazione di casa. In realtà infatti si trova a essere al momento come il peggior attacco di questo campionato, soltanto 4 gol, il plus ne ha fatti ben 13 e invece raffigura essere il miglior attacco di questo campionato. Noi continueremo con le statistiche chiaramente quando inizierà il match, vi facciamo vedere il tabellino e inizia anche la partita con il primo sesso palla, viene subito affidato a Fiore e adesso Martino. Ci sono quindi dei cambi rispetto alla scorsa partita contro la Parmonval, terminata con il risultato di 1-1, un pareggio che sicuramente è stato molto vivace, non molte le occasioni in realtà di zona gol e tanti episodi dubbi, probabilmente per qualche intervento dentro l'area di rigore che forse andava rivisto, ma chiaramente sono fattori di campo. Poi il direttore di gara aveva deciso in quel caso di non dare calci di rigore sia da una parte che dall'altra, chiaramente non soltanto da parte dell'Atletico Club Palermo ma anche per la Parmoval, che ha recriminato qualche intervento al limite. Infatti D'Amico rientra, calcia subito al sinistro e la sblocca lui, ecco D'Amico dopo soltanto 45 secondi fa 1-0 l'esultanza rabbiosa con mister Cipolla. Qui probabilmente abbiamo portato anche un po' di fortuna alla formazione di casa. Stavamo infatti forse un po' rimproverando l'aspetto offensivo, che non fosse di quello anche impattante in questa categoria. 4 gol segnati soltanto nelle prime 3 partite, nei primi 170 minuti di partita, ma sono passati soltanto 40 secondi e D'Amico ha voluto subito forse rispondere a questa piccola provocazione, portando il pallone in rete col mancino, un grande gol ad incrociare e fa dunque la rete dell'1-0. Tanto cross in mezzo, cerca di rispondere subito il CUS con il tentativo secondo palo tentato da parte di Mornino, con la chiusura di Martino, che invece è stato l'autore del gol del 1-1 poi decisivo contro la Parmonval. Intanto si continua con Ingallina, posizione abbastanza ditreggiata rispetto forse a quella che invece è preso durante la scorsa partita. Poi chiude Fiore, si continua in zona offensiva con Corda che batterà con le mani, cerca Fontana, dialogano i due. Corda prova a rientrare, la scivolata qui rischiosa e infatti commette subito fallo. Il gara non ammonisce, si tratta di Fiore. Dunque calcio di punizione dopo 2 minuti di orologio. La prima occasione è stata subito sfruttata benissimo da D'Amico, che è stato molto bravo in questo caso a rientrare sul sinistro e poi calciare ad incrociare un diagonale che in questo caso ha messo anche in controtempo Valerio Chimento, che poteva veramente ben poco, la distanza era abbastanza ravvicinata. Dunque dopo soltanto 46 secondi il gol del vantaggio da parte dell'Atletico Club Palermo, che in classifica si trova al momento al quinto posto con 4 punti in classifica, 6 punti per il CUS che si trova invece al terzo posto. Vincere oggi potrebbe significare anche sorpassare la propria avversaria, chiaramente da una parte Atletico per sorpassare, dall'altra parte invece il CUS per continuare questo distacco. Sarà calcio di punizione con Corda che va col mancino, palla che termina in out, troppo alta, aveva comunque battezzato già fuori il portiere. Si tratta di Marco Lorello, portiere che anche nella scorsa partita è stato sicuramente uno dei protagonisti. Non ha ricevuto tanti tiri in realtà, però guidando sempre molto bene la propria formazione, soprattutto dall'impostazione dal basso. Poi affidata come sempre a Martino, che infatti va a lungo, in testa la tocca dalle parti di D'Amico, che cerca di scattare, di sfuggire su quella fascia.
viene fermato ancora una volta dall'intervento difensivo perfetto da parte di Nicolò Tripoli. Sarà dunque rimessa con le mani Vallanza, che oggi sostituisce Tornambè, è stato anche lui uno dei protagonisti dello scorso match. Una grande partita per il terzino. Tanto si cerca una sponda in mezzo, qui rischia tanto, ed infatti ingallina un tocco con il braccio, non per il direttore di gara, che è comunque abbastanza vicino. Corda, sempre molto tecnico il mancino, prova a rientrare, poi si appoggia dalle parti di Larizza, che va lungo in avanti a cercare l'inserimento di Mormino, viene chiuso da Lanza, ottimo qui il suo contrasto, poi D'Amico dialoga con Viola. Oggi un altro assente è sicuramente Nicolò Corsino, che nel corso della scorsa partita abbiamo anche chiesto a mister Cipolla cosa ne pensasse della sua prestazione. Una gara contornata praticamente da tanta corsa, grinta, recupero di palloni, poi anche tanti dribbling. Oggi però parte dalla panchina, preferito infatti Viola, tanto palla lunga a cercare la sponda di testa, poi lotta anche poi direttamente alle parti di Chimento. Poi si parte dal basso con Larizza. Groppuso guadagna diversi metri, sempre Larizza. C'è spazio per la volata da parte di Corda, in anticipo c'è Martino, poi Lorello direttamente chiama il pallone, aveva cercato lo scatto dopo il tocco di Caminita, che aveva provato a servire il compagno sulla profondità, non ci è arrivato, ma Corda sicuramente uno dei più importanti. Questa rosa sono da tensionare, soprattutto Tripoli cerca e ottiene Caminita, buono quel suo dribbling, poi lo scatto di D'Amico che cerca di contrastarlo, riesce a guadagnare il pallone, poi prova una finta, palla che non arriva dalle parti del compagno, direttamente dalle braccia di Tripoli, che va con le mani, cerca sempre Caminita di testa, la tocca, poi allontana Fiore, non è precisissimo, D'Amico salta, la tocca con la zona toracica, poi sbatte però su Tripoli, dunque rimessa con le mani con Lanza, che va a lungo a cercare il controllo volante tentato da Caruso, che non è riuscito ad agganciare per una palla molto complicata. Dunque si riparte con le mani con Tripoli, si appoggia da Groppuso. Ecco Larizza, accorcia Capitano Teresi, ma lui non lo serve. Adesso lotta Caruso, spalla alla porta, prova a girarsi, viene fermato molto bene qui da Larizza. Adesso non ha un appoggio facile, va direttamente dalle parti di Chimento, controllo, poi ancora Larizza, porta fuori il pallone, cerca Corda, si appoggia su Palma, poi viene anche trattenuto, forse un minimo, ma non per il direttore di gara, si continua dunque. Arcoleo, La Rosa, poi Corda, qui stava per colpire infatti il suo avversario, poi lottano con Arcoleo, sempre Corda ad avere la meglio, è uno dei più attivi dopo questi primi 7 minuti di gioco, non ci stiamo per nulla annoiando in questa partita, è stato poi sbloccato praticamente dopo nemmeno un minuto, 46 secondi sono bastati a D'Amico per sbloccare questa partita. Tanto Groppuso guadagna diversi metri, poi con l'esterno prova la sventagliata dalle parti di Caminita, poi corre Martino con la testa in anticipo, mette la sfera in rimessa laterale. Sponda in aria, poi allontana D'Amico, che nonostante il suo ruolo sia quello di esterno alto, in realtà difende tanto e aiuta molto in fase difensiva. Infatti lo stiamo vedendo molte volte quasi sostituirsi a Lanza, andando quasi a formare una difesa a 5, ma questo chiaramente sarà stata un'idea da parte di mister Cipolla, che vorrà dare una maggiore compattezza durante l'aspetto difensivo, perché stavamo forse anche un po' rimproverando in realtà il Club Palermo per l'attacco, perché al momento soltanto 4 gol prima di oggi è arrivato invece il quinto peggior attacco del campionato, però bisogna lodare invece la difesa, perché al momento la formazione in maglia bianca è la seconda migliore difesa di questo campionato, dunque dei valori che vanno sicuramente detti e vanno sicuramente citati, perché al momento soltanto 3 sono i gol presi, perdendo contro il San Giorgio Piana, una sfida comunque complicata. La classifica infatti parla molto chiaro, squadra a punteggio pieno, poi questa è arrivata anche in trasferta, poi un'altra trasferta contro la Parma, 2 consecutive, pareggio di 1-1, questi sono i 3 gol subiti, dunque contro 2 formazioni che effettivamente al momento si ritrovano ai primi 2 posti della classifica, quindi credo che forse
ci possa anche stare. Nel frattempo Martino commette fallo, sembrava in realtà sul pallone, non per il direttore di gara, che invece fischia un calcio di punizione al limite dell'area di rigore. Qui Corda potrebbe provare a cercare direttamente la porta. In realtà c'è anche Chiarello che sta infatti sistemando la sfera, però con Corda là vicino credo che forse il 7 possa essere un indiziato per poter battere. Nel frattempo Ingalina sta cercando di fare rispettare la barriera, perché dice al compagno di mettersi davanti, di infastidire forse quel poco che basta i suoi avversari. D'Amico infatti prende alla lettera il consiglio del proprio capitano e infatti si mette lì. Anche la sola presenza può comunque infastidire i suoi avversari. Nel frattempo anche il mister di casa che cerca di dire ai suoi giocatori di chiedere la distanza, perché secondo lui non è regolamentare, in quanto avanzano, poi si spingono un po' con Lanza che, anzi no, scusa, si trattava di Caruso che spinge un po' l'avversario, si trattava di Teresi che però si è allontanato. Intanto sul punto di battuta vediamo Chiarello e Corda, anzi no, è Palma. Va Chiarello con il destro, cerca di fare passare la palla e qui buca l'intervento Lorello, arriva immediatamente il pareggio e l'esultanza sotto la telecamera. 1-1 dopo 10 minuti, gol di Chiarello sul calcio di punizione. Qui una conclusione non irresistibile da parte del numero 10 del CUS Palermo, che però è bastata per passare direttamente sotto la barriera, e poi con Lorello che forse anche complice un po' il sole, probabilmente si è fatto beffare da questa traiettoria. Dunque 1-1 il risultato, questo è il quarto gol preso da parte dell'Athletic Club Palermo, che comunque dal punto di vista difensivo rimane sempre una squadra molto ostica da affrontare. Intanto in testa salta Viola, mette giù il pallone, poi prova il controllo a seguire, molto complicato. Mormino riesce comunque a tenerla in campo, poi cerca il cross, allontana Martino, autore del fallo che poi ha portato al pareggio del CUS Palermo dopo 10 minuti. Risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante di 1-1, ma siamo sicuri che ci state seguendo fin dall'istante del fischio da parte del direttore di gara. Gara molto vivace che vede due formazioni rispettivamente al quinto e terzo posto della classifica. Calcio d'angolo, allontana sul primo palo, poi allunga D'Amico, c'è lo scatto da parte di Giovanni, palla che però poi saggiamente viene lasciata direttamente dalle parti di Chimento, che può andare lungo, fa così ma sbaglia, molto impreciso il portiere. Sarà quindi rimessa laterale, rimessa con le mani con Lanza. Viene fatto indietreggiare, forse qualche metro di troppo. Intanto testa non vuole fare staccare Groppuso, che è molto bravo qui a rispondere sulla azione offensiva da parte dell'Athletic Club Palermo, che torna ancora con le mani con Lanza. Può andare lungo questa volta, rincorsa sembrerebbe effettivamente presagire questo. Infatti fa così, cerca una torre in mezzo, poi allunga la difesa, poi D'Amico con sinistro! Ed eccolo ancora lui, sempre D'Amico! Fa 2-1 col mancino, non sbaglia mai da quella distanza. D'Amico. Adesso anche mister Cipolla. Tanto c'è qualche piccola scaramuccia probabilmente dopo il gol. Nel frattempo il gol è del 2-1 con la rete di D'Amico, che fa quindi una doppietta personale. Nel frattempo gioco fermo per consentire anche alle squadre di ritornare nei propri rettangoli. Adesso si ricomincia dopo il gol del 2-1 di D'Amico, ancora lui, doppietta personale, un grande inizio da parte del numero 7, che anche nella scorsa partita è stato sicuramente uno dei più vivaci, aveva quasi conquistato un calcio di rigore un po' dubbio, in quel caso lo scontro con Conan della Parmonval, che però non ha portato nessun tiro dal dischetto. Nel frattempo aumenta la pressione, sponda di petto, Viola cerca di alzare il pallone a campanile direttamente dalle braccia però di Chimento, che ringrazia, infatti va in presa alta, poi cerca
forse qualche compagno ben messo, trova soltanto Groppuso. Larizza, adesso Palma, rientra sul sinistro, guadagna qualche metro, poi prova ad appoggiarsi da parte di Caminita, commette fallo però Fiore. Sarà quindi calcio di punizione con Corda che col mancino va subito ad aprire dalle parti del compagno. Buono qui la gancia a seguire, poi D'Amico perfetto ancora una volta in fase difensiva, poi cerca l'inserimento Caruso che stava quasi per passare su questo rilancio da parte della difesa, ma ancora una volta da lodare l'intervento di D'Amico che ha fatto un altro ripiegamento difensivo perfetto. Intanto Corda salta tutti, poi si allunga la sfera, Larosa, anzi Arcoleo molto bravo in fase di interdizione, poi si appoggia Larosa, allontana col mancino, la tocca la lunga di testa nelle parti di Ingallina, poi D'Amico prova ad anticipare, non riesce, trova però tanti applausi e una rimessa laterale. Rosa, si prende, calma, con il petto cerca Caruso di farsi sentire, poi Lanza mette fallo su Tripoli. Calcio di punizione mettuto rapidamente, però di gara chiama, dice di non vi nervosite ragazzi, solo a giocare, calma, solo a giocare. Gioca, Piero, pensa solo a giocare, Piero, non ci interessa. Vai, non vi nervosite. Sarà quindi calcio di punizione per il Cus Palermo, risultato sempre di 2-1. Senza nervosismo, ragazzi. Guadagna tutto il tempo, ma chiaramente il gioco è fermo, bisogna che il direttore di gara fischi prima di ricominciare a giocare in questa partita molto vivace. 3 gol in 15 minuti, una media di un gol ogni 5 minuti. Per gli amanti delle statistiche, a lungo Groppuso a cercare la sponda di testa, la Rosa anticipa a lui tutti, ecco Teresi cerca direttamente Corda, poi l'anticipo di La Rosa che col mancino prova a imbeccare la velocità da parte di Giovanni, non ci arriva però. Tripoli in testa, poi Martino, ottima qui la sua chiusura, sarà dunque rimessa con le mani sempre con Tripoli. Vede l'inserimento di Caminita, adesso trova centralmente il taglio, La Rosa si addormenta con Corda, qui il Fiore rischia tanto ma fa un grande intervento in fase difensiva, poi nel frattempo è rimasto a terra Corda, si chiede di gettare il pallone in out, infatti Fiore fa proprio questo, un grande gesto di sportività da parte del 6, con Corda invece rimasto giù. Era stato cercato Corda da Fontana che aveva fatto un buon taglio al centro dopo la sponda solita da parte di Camini, si cerca tanto questo tipo di inserimenti. Nel frattempo Teresi restituisce palla al Athletic Club Palermo direttamente in rimessa laterale, dunque non in porta, non in porta, o meglio direttamente in rimessa laterale, dunque non è in rimessa dal fondo, con Eurello che guadagna tanti secondi anche per fare probabilmente rifiatare, ricordiamo sono 90 minuti. La Rosa va lunghissimo a cercare lo stacco di testa, poi la pressione da parte di Ingallina, questo passaggio un po' velenoso, poi direttamente Chimento ad allontanare, che ha rischiato veramente tanto Larizza, con Ingallina che è un giocatore che comunque tende molto a pressare, quindi ha anche trovato un po' una strada spianata per poter attaccare. Con le mani Lanza cercare lo scatto di Caruso che riesce a sgusciare via, poi cerca la porta, Chimento blocca senza problemi, fa subito ripartire Corda, però capisce tutto in anticipo La Rosa. Una grande partita per Riccardo La Rosa, che oggi non ha un compito molto facile, quello di comunque marcare un giocatore come Gaetano Corda, che sappiamo avere uno dei mancini più interessanti di questa categoria, un giocatore molto tecnico che tenta tanto il dribbling, anche qualche conclusione da fuori. Palla con l'esterno, cercare Caminita, qui buca un po' l'intervento Martino, rischiando tanto. C'è comunque Fiore pronto a chiudere. Lorello alza la sfera direttamente
le parti di Di Giovanni, poi la tocca in gallina, cerca lo scatto D'Amico che vuole trovare l'ennesimo pallone della sua partita. D'Amico va giù, Vittorio Gara è molto vicino, calcio di punizione, qui si è messo davanti, poi ha fatto tutto l'avversario, l'ha battuto giù, dunque calcio di punizione. Ma che partita di D'Amico! Sul punto di battuta vediamo Martino, vediamo se andrà effettivamente con un traversone. Da lì sembrerebbe effettivamente poter fare forse soltanto questo tipo di opzione, ma è un giocatore che ha segnato nello scorso match. Martino, brutta però la battuta, allora che viene ribattuto e poi la Rosa che si accontenta di una rimessa laterale, poi scontro con Fontana, tutto regolare. La Rosa con le mani va a lungo, cercare sempre, tanto qui c'è uno scontro, poi D'Amico guarda la porta, viene fermato questa volta da Chiarello, poi Groppuso, Caminito, Chimento, che chiedo scusa, poi cerca Corda di trovare il pallone, non lo trova, c'è stato un po' di confusione a centrocampo, scivolata di Viola che favorisce però la volata di Corda che cerca di rientrare contro Arcoleo, ruba il pallone 2 volte ma non la terza volta perché la Rosa adesso lo riconquista col sinistro, cerca il passaggio, tocca Palma, poi ancora una volta il contrasto con Teresi che risponde questa volta al suo avversario, poi cerca il tiro Caminita, la blocca invece Lorello, una conclusione ottima per il Cus Palermo, con Lorello che è stato molto bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo, gettarsi a terra soltanto nel momento del tiro. Nel frattempo c'è stata una piccola scaramuccia tra Capitan Teresi e la Rosa, con il capitano del Cus che ha spinto il suo avversario, ma tutto ok per il diritto di gara. Intanto parla all'indietro da parte di Groppuso, anzi da parte di Larizza, perché Groppuso riceve il pallone adesso. Tripoli, pressione alta da parte di D'Amico con Gallina che qui carica tanto il suo compagno. Tripoli, Caminita cerca di sfuggire alla marcatura, poi Lanza in scivolata, anche un po' tenendo il suo avversario, un po' di mestiere. Tripoli con Fontana prova a dialogare, poi il pallone viene direttamente allontanato da Lanza, però c'era un intervento irregolare, dunque dopo 21 minuti c'è un calcio di punizione per il Cus Palermo che qui potrebbe dire sicuramente la sua. Sul punto di battuta c'è Chiarello che ha già trovato un gol su questa partita proprio su un calcio di punizione, però questa volta la distanza sembra veramente essere proibitiva, da qui una conclusione anche un po' complicata, forse non c'è nemmeno quasi la rincorsa per poter prendere questo tipo di pallone. C'è anche Corda, forse con il suo mancino potrebbe trovare una traiettoria ad uscire piuttosto che a rientrare di Chiarello. Invece si allontana Corda, Chiarello va in mezzo con un pallone a rientrare con questa l'ultima deviazione che è stata da parte del giocatore dell'Athletic Club Palermo. Sarà dunque palla in calcio d'angolo, battuta in mezzo alta, poi allontana la difesa. Ecco Di Giovanni, la controlla, scontro con Teresi. Poi lotta a centrocampo, Arcoleo con una buonissima giocata, può puntare la porta, Caruso, 3 contro 2, direttamente alle parti di D'Amico che cerca la porta sul primo, ecco la respinta di Chimento, ha provato il primo palo e va cercato invece il secondo nelle prime 2 occasioni della sua partita, entrambe trasformate in gol. Questa volta ha cambiato palo, voleva sorprendere con un tiro più complicato, sicuramente più velenoso, ma non ci è riuscito. Poi lotta a Caruso, poi Lanza, l'ultimo tocco è proprio del numero 2, sarà dunque rimessa laterale. Lanza non è d'accordissimo, adesso ritorna in fase difensiva, sbaglia la tira, c'è un po' di confusione per il Cus Palermo che non sta giocando una brutta partita, però forse è un po' di difficoltà anche nel imporre il proprio gioco. Chimento, può alzare il pallone, ci pensa un attimo, poi si appoggia. Palma, finta con la suola, ecco Fontana, Larizza, centralmente Teresi, ottimo qui l'anticipo da parte di Arcoleo. Teresi però lo stende,
da dietro, calcio di punizione, nessun cartellino giallo da parte del direttore di gara. Ci aspettavamo forse una sanzione di colore giallo, ma non per l'arbitro di oggi. Dunque calcio di punizione, è stato forse anche un po' graziato in realtà. Questo calcio piazzato con D'Amico che sistema la sfera, c'è vicino a lui anche Arcoleo, però forse va D'Amico perché sembrerebbe guardare il pallone con maggiore insistenza, anche se in realtà adesso lo tocca Arcoleo, l'ha sistemato, vediamo effettivamente chi andrà. È uno schema, D'Amico va morbido in mezzo, allontana la difesa, adesso può andare a pressare Mormino, in gallina, prova a rientrare, va sul destro, cerca un traversone, non arriva, dunque palla in rimessa dal fondo con Chimentio. Groppuso, ecco la rizza, scambiano molto il pallone i due difensori centrali del Cus Palermo. Adesso va direttamente lungo a cercare l'inserimento di testa di Mormino, capisce però tutto in anticipo Lanza e saggiamente mette in rimessa a tre, non vuole rischiare nulla. Lotta Martino che si aggrappa ed è calcio di punizione. Qui però Martino rischia tanto perché effettivamente abbraccia da dietro il suo avversario e con tanta astuzia fa giù. Devi chiedere il rispetto della distanza, non c'è mai distanza. Sarà quindi calcio di punizione con Chiarello sul punto di battuta, però Tripoli si sta inserendo sulla sinistra, lo vedete infatti correre sull'out con Viola che si è staccato, ma probabilmente andrà sul numero 3 non appena il pallone sarà toccato dal 10, che però da qui credo che voglia cercare nuovamente la porta. L'ha già trovata col pendolorello, in quel caso cercando una conclusione bassa, non molto potente, ma che comunque riuscì a passare. Vediamo adesso come va. Chiarello cerca la potenza, palla che gira effettivamente anche molto bene, ma Lorello comunque sembrava essere sulla traiettoria della palla. Direttamente in rimessa dal fondo, ma grande occasione per il 10 che per poco non ne trovava la sua doppietta personale, quasi a rispondere a D'Amico che quest'oggi ha fatto una doppietta veramente perfetta, la prima con gol dopo 46 secondi, poi circa al minuto 10 D'Amico prova a controllare la palla di Giovanni, un po' sfortunato perché viene pressato dal suo diretto concorrente, poi va giù Palma, tutto regolare per il direttore di gara, dunque rimessa laterale per il Cus Palermo che rimane quindi in fase difensiva, rimane invece in fase offensiva l'Athletic Club Palermo che adesso potrà pressare probabilmente con maggiore costanza anche nel tentativo di non far uscire la formazione ospite dalle proprie parti. Teresi si gira, sbaglia il tocco direttamente dalle parti di Tripoli, sarà dunque rimessa laterale con Lanza sul punto di battuta, andrà con le mani, si fa vedere D'Amico ma non lo serve, testa Groppuso, poi D'Amico col mancino la tiene in campo ma soltanto per un istante, dunque palla in rimessa laterale per il Cus Palermo che dunque riparte con Tripoli. E Martino, perfetto il suo stacco di testa imperioso. D'Amico prova a girarsi, non riesce, poi con l'esterno Caminita, poi si scontra con Martino, tutto regolare però. D'Amico può puntare, cerca il taglio da parte di Caruso che guarda la porta, Caruso sul fondo, cerca il traversone in mezzo, taglia ma non è abbastanza di Giovanni, poi la Rosa, buon il suo tocco, rischia tanto su Palma, ancora di Giovanni, intento dare rigore, poi cerca la porta, trovata con l'esterno destro, quasi una conclusione per anticipare anche il tuffo del portiere, non è bastato, ma nel frattempo è rimasto giù Palma, scontro con la Rosa, sembrava tutto regolare, forse anche magari messo una gamba, probabilmente si saranno scontrati durante il passaggio, ma nel frattempo è pronto forse un cambio. Fuori Fontana, al suo posto entra Leonardo Messina, un cambio un po' insolito, 28 minuti.
ma non sappiamo se magari c'è stato qualche problema fisico, forse per il giocatore, che dunque lascia il terreno di gioco dopo soltanto 28 di gioco. Cambio con Messina, che si dà il batticino con Corda, e questo però credo sia stato forse un cambio dovuto più a una posizione, perché in realtà Messina si è schierato sull'alto di destra. Fontana non stava giocando come laterale, ma stava giocando come mezzala, forse quasi anche un po' come trequartista. Adesso invece è andato Corda sulla tre quarti, con Messina invece largo a destra, dunque un cambio più che altro tattico, non una scelta dovuta forse a una prestazione opaca da parte del numero 8, dunque ci immaginiamo più che altro per un cambio dovuto al modulo. Tanto Corda, il tunnel addirittura, poi cerca di passare Messina, appena entrato salta tutti Messina, ancora prova ad incunearsi, viene fermato, ma ancora una volta calcio di punizione, l'ennesimo dal limite dell'area di rigore. Qui Corda chiede il pallone immediatamente, vuole battere, poi Palma va a prendere il pallone dalle parti di Fiore, che poi dice qualcosa al suo avversario. C'è anche qualche piccola scaramuccia ancora una volta, due formazioni che stanno mettendo anche molto la partita sul piano agonistico, ma vista anche effettivamente l'importanza della partita, un derby palermitano oggi, con le due formazioni appartenenti al territorio della città di Palermo, che si affrontano oggi 20 novembre 2023, quarta giornata di campionato Juniores Under 19. La classifica al momento vede sopra l'Athletic Club Palermo, che con questa vittoria andrebbe a quota 7 punti, sorpassando proprio la formazione del CUS Palermo, ma chiaramente ancora siamo soltanto al 30° di gioco, mancano 60 minuti, soltanto un terzo della partita è stato giocato, dunque ci aspettiamo ancora tanta carne al fuoco. Nel frattempo calcio di punizione, e questa volta andrà quasi sicuramente Corda, perché Chiarello si è allontanato. C'è anche Palma, poi molto arrabbiato anche mister Cipolla, forse per la distanza. Nel tempo Martino va in marcatura su Caminita, ma credo che da lì Corda voglia veramente cercare la porta. La rincorsa sembrerebbe quella. Va Corda col sinistro, cerca come il compagno di fare passare la palla sotto la barriera, non riesce, poi allarga il gioco Groppuso, palla allargata, palla che però termina in out, dunque minuto 31 di gioco. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante, 2-1 il risultato, decide al momento la doppietta di Manuel D'Amico, sempre più man of the match fino a questo momento. Ingallina, la tocca dietro, La Rosa allontana la sfera, cerca direttamente l'aggancio con il petto da parte di Caruso, che lotta contro Palma, riesce anche a ottenere il possesso. Caruso rientra su Teresi, che però non abbocca al tunnel, poi cerca di ottenere il calcio d'angolo di Giovanni, ci riesce, dunque corner per l'Athletic Club Palermo, che adesso può tornare in fase offensiva dopo aver rischiato in precedenza con quel calcio di punizione direttamente dal limite dell'area di rigore. Adesso sul punto di battuta va di Giovanni, che cerca un traversone in mezzo, viene respinto, è stato cercato Fiore, poi D'Amico non abbocca le finte. La Rosa di Giovanni, poi contrasto di Teresi, lotta Caminita contro Viola, Lanza la tocca, ecco Ingallina si fa sorpassare sul pallone, dal pallone, poi Tripoli, qui D'Amico effettivamente in maniera irregolare, gamba tesa, fallo da parte del 7, tanti falli, un gioco molto spezzettato. Poi il Torigano sta parlando ancora con i due giocatori, ma la palla è direttamente dall'altra parte. Intanto dovrebbe essere stato ammonito D'Amico, ma anche D'Amico qui a chiedere al proprio tecnico se effettivamente avesse commesso o meno fallo. Da qui sembrava di sì, la gamba era effettivamente piuttosto tesa, però come diciamo sempre bisogna riguardare le immagini. Voi che siete a casa potete chiaramente riportare la diretta a qualche secondo fa, anche per verificare se effettivamente la decisione di Tericari è stata giusta o sbagliata. Intanto qui Palma lotta ma sbaglia tutto sulla pressione. Caruso guarda la porta e non inquadra il palo lontano, se l'è divorato questa volta Caruso. Risultato che rimane sempre i 2-1, ma più un regalo enorme da parte di Palma,
E qui Mister Cipolla infatti scuote la testa, è contento per l'atteggiamento dei suoi ragazzi, però forse un po' meno per quest'ultima occasione. Nel frattempo da segnalare invece la posizione di Ingallina, che sta agendo un po' come nella scorsa partita Clemente, come seconda punta, non come trequartista ma come seconda punta, perché è leggermente più offensivo, meno compiti difensivi. Però Ingallina comunque è un giocatore che pressa, intanto si continua, gioco adesso molto maschio. Tripoli di testa Martino, sempre una grande copertura alla parte sua, poi Caruso lotta con Groppuso, adesso Palma, ha fatto già qualche errore di troppo il numero 2, Palma centralmente, prova l'imbucata dalle parti di Corda che riesce a ricevere il pallone, Corda rientra ma non è contro la Rosa che sta giocando una grande partita anche oggi, così poi è lontano, non è precisissimo, Teresi la controlla con il petto andando anche giù con un piegamento sugli arti inferiori. Poi il pallone in orizzontale, molto velenoso, infatti sbaglia, non ci arriva il compagno. Gallina prende il pallone, poi lo lascia a Lanza. Passaggio effettivamente sbagliato da parte del compagno su Mormino. Adesso aggancia il pallone con il petto, va a girarsi Mormino contro Lanza, lo trattiene. Lotta con Viola ma si continua. Corda si dimentica il pallone, Ingallina esce fuori bene con il tacco, poi salta tutti Ingallina, qui scalcia anche pesantemente, poi chiede subito scusa, sa di aver commesso fallo su Cormino. È un brutto fallo da parte di capitano Ingallina, che deve essere stato saltato, ha provato a prendere il pallone ma lo ha steso anche vistosamente. Quindi calcio di punizione con Groppuso sul punto di battuta. Cormino. Palma cerca il rilancio sul secondo palo, non lo trova, poi Viola allunga il pallone dalle parti di Di Giovanni che cerca una pressione, gli ha allontanato il pallone, poi adesso Arcoleo. Ecco Di Giovanni, prova il dribbling ma sbaglia, la Rosa sempre come un martello pneumatico su quella fascia, prova a girarsi ancora una volta, poi il tocco a favorire sempre la Rosa, palla geniale per il compagno, posizione di fuorigioco, anche qui qualche dubbio probabilmente, sembrava in posizione regolare Caruso ma non per il titolo di area, quindi ferma il gioco, si riparte con il tocco di testa poi di Caminita con Fiore e la Rosa che si appoggiano direttamente dalle parti di Marco Lorello che va lunghissimo per Di Giovanni, poi lotta con Palma, Ingallina la mette giù molto bene, prova a girarsi, adesso lotta con la suola, Martino, pressione di Caminita, va lungo, sbaglia ma probabilmente anche la paura della pressione che stava arrivando da parte del suo avversario, da parte di Messina. Vai, aggredisci che sbaglia, vai! Larizza la tocca, poi Caruso favorisce il controllo da parte di Giovanni che può puntare la porta, Colmancino trova Caruso, buono questo aggancio, poi il sombrero Caruso ancora con la testa, Caruso ancora una volta sul destro, poi sul sinistro si gira, Caruso si appoggia, Di Giovanni aggancio difettoso e poi perfetto nell'intervento difensivo Larizza che serve poi Capitan Teresi centrale e con l'anticipo di Fiore. In testa Tripoli dopo il tocco di Chiarello, poi Ingallina cerca addirittura quasi la porta, si è fatto forse un po' ingolosire da questa possibile volée. Sarà dunque possesso per il CUS Palermo con Teresi che va a lungo a cercare l'inserimento da parte di Messina che effettivamente è fresco, ma in questo caso era veramente complicato, cioè prende questo pallone molto profondo. Martino, poi il velo di Ingallina geniale per i compagni, poi il tocco di Arcoleo non si era accorto, mentre anche dell'arrivo di Caruso che è andato incontro alla sfera. Nel frattempo è terminato anche il sole che effettivamente stava anche dando un po' di fastidio durante la diretta per non consentire una visione perfetta del lato di attacco dell'Athletic Club Palermo. E infatti
Adesso invece il sole è calato, dunque visione adesso più pulita, che finalmente sapremmo dire. Intanto palla alta, le parti di Mormino, aggancio delizioso nell'11 che può puntare Mormino, guarda la porta, ecco Corda, palla di ritorno ancora per il compagno, tocco morbido, Lorello la tocca, palla in calcio d'angolo, no, non la tocca Lorello, sarà dunque rimessa dal fondo. Si chiedeva un calcio di rigore, ma non per il direttore di gara che era molto vicino all'azione, ha deciso di non sanzionare nulla. Lanza. Cioè il taglio centrale per Caruso, direttamente da parte di Larizza, che si appoggia, Messina, la Rosa lo pressa tanto, si appoggia, Palma allo spazio, guarda i compagni, pensa alla giocata e la trova, Corda può puntare tra le linee, ecco il 7, Corda, pressione perfetta di Arcoleo, con Corda che si ferma, quasi sconsolato per il contesto del suo avversario, adesso Di Giovanni, rallenta un po' il gioco, ingallina, rallenta ulteriormente la giocata, adesso si allarga, D'Amico col sinistro, salta all'uomo, D'Amico sul destro ancora, fa tutto solo, tutto perfetto, D'Amico sull'out di destra, si ferma, prova a rientrare a destra, casca giù, tutto regolare, palla in calcio d'angolo, dunque azione ancora offensiva per la Teddy Club Palermo che dunque rimane lì sopra con il risultato sempre di 2-1. Sono passati 40 di gioco, mancano 5 minuti, poi chiaramente è un recupero, non ci immaginiamo forse un recupero tanto cospicuo, ma non ci sono state tante interruzioni, soltanto i gol e un cambio, forse probabilmente possiamo anche un po' ipotizzare circa 3 minuti di recupero, non di più. Battuta di D'Amico per il colpo di testa che non arriva di Arcoleo, poi la tocca Martino, ma il gioco è fermo per un fallo in attacco. Va Chimento. Le finte di Palma che rischia tanto ma riesce, poi Corda la tocca, poi cerca la palla in verticale a servire il compagno Caminita che prova a rientrare ma non, con Martino che anche oggi è perfetto in fase difensiva. Palla centrale, Caruso con il petto, la tocca, la controlla, poi prova a girarsi, chiude molto bene qui Larizza che poi si complica tanto la vita anche con un retropassaggio con Chimento. Larizza, il dribbling su Ingallina, tanto rischioso ma anche ben fatto. Lanza con la testa intanto, palla in rimessa laterale, si accontenta e non va a prenderla in questo caso Tripoli. Corda sguscia via, Corda e poi scivolata, adesso è scivolata, arriva anche il cartellino giallo e infatti il cartellino giallo per il 7. Bravo Arcoleo! Qui grande giocata da parte del 4, Arcoleo. Bevi D'Amico, bevi che se ne vuole un altro. Adesso c'è anche tempo per rifocillarsi per tutti i ragazzi, stanno correndo veramente tanto. Qui c'è Lanza, infatti sta bevendo, Viola, tutti quanti insomma si sono anche messi un po' a bere l'acqua, chiaramente nonostante il sole sia anche un po' scomparso, possiamo dire in realtà, ma il caldo comunque continua a persistere, di conseguenza diventa anche necessario chiaramente bere. Intanto il rilancio lungo da parte di Lorello, direttamente sulla testa però di Larizza, poi Di Giovanni si accontenta della rimessa laterale ma poi va in contrasto con il suo diretto avversario, poi il contrasto molto duro invece da parte di Palma, in questo caso è stato molto deciso con Di Giovanni. Palma va con le mani, Teresi prova a girarsi, pallone intanto anche abbastanza corto, la scivolata di Di Giovanni che sicuramente oggi dal punto di vista dell'atteggiamento non sta sbagliando nulla, tanta pressione anche su Palma, ricordiamo infatti come in precedenza l'occasione di Caruso capitata proprio sui piedi dell'11 si è arrivata dopo una pressione perfetta da parte di Di Giovanni, intanto pressione un po' eccessiva da parte di Chiarello su Viola che poi un po' reagisce in realtà sbagliando chiaramente. Il Triera però era chiaramente molto vicino, intanto calcio di punizione, Fiore sul punto di battuta, c'è dietro Martino ma probabilmente andrà a lungo con una sventagliata offensiva, invece no, perché va corto dunque.
risponde così, palla lunga intanto, cercare il colpo di testa da parte di Caruso, poi Tripoli mette tutto d'accordo e poi la pressione ancora una volta indemoniata di Caruso, che anche qui fa valere forse quello che Mister Cipolla ha detto probabilmente negli spogliatoi, quello di pressare tanto, perché effettivamente stiamo avendo una formazione pressare veramente molto molto alta, veramente anche uno studio sul Cus Palermo, che sta andando in netta difficoltà su queste pressioni molto alte, soprattutto sulle fasce. Tanto palla alta che riesce a passare, testa allontana la difesa, la controlla di Giovanni che poi allarga dalla Rosa, cross è delizioso in mezzo, sul secondo palo sbuca D'Amico che non riesce a colpire, ma adesso protegge la sfera e guadagna una rimessa laterale, poi tanti applausi. Adesso va con le mani Lanza, guadagna anche qualche secondo, siamo arrivati al minuto 44 di gioco, adesso anche un po' di stanchezza probabilmente in campo da entrambe le parti. Dimessa laterale, si chiede il cambio, sembra effettivamente non perfetta questa esecuzione, ma si continua, poi lotta sul fondo, non trova nemmeno il calcio d'angolo, sembrava in realtà potesse esserci l'ultimo tocco, giocatore in maglia gialla, non per il direttore di gara, dunque si riparte con Larizza che va lunghissimo a cercare Caminita, poi testa Martino che sale praticamente in cielo 2 volte, Martino perfetto, adesso anche con la terza volta, poi allontana invece Lanza direttamente lontanissimo, poi si chiedeva anche un calcio di punizione per il fallo su Martino, secondo i compagni spinto dal suo avversario con una mano dietro la schiena, non per il direttore di gara che quindi decide di fare continuità. Intanto D'Amico prova ad autolanciare il compagno con la corsa di Caruso che però non la tiene in campo, ma era anche piuttosto complicato. Apprezza comunque il gesto, il proprio tecnico, ha visto il suo giocatore non mollare, anche se il pallone sembrava effettivamente molto complicato da prendere. Tanto pallone in profondità con Caminita che anticipa Fiore che poi la trattiene per un braccio. Questa volta credo che il giallo non verrà risparmiato, effettivamente mano al taschino. Dei cartellino giallo per Fiore, infatti, che infatti anche un cenno di intesa con il direttore di gara, sa chiaramente di aver commesso un fallo tattico non cattivo chiaramente, ma giusto da sanzionare con la sanzione, scusate la ripetizione chiaramente, di colore giallo. Sarà quindi calcio di punizione sul punto di battuta, vediamo Corda, ma c'è anche Palma, probabilmente ci aspettiamo il mancino di Corda, ma se magari pallone uscire da parte di Palma che col destro potrebbe trovare una traiettoria interessante, oppure un mancino a rientrare di Corda, sarà una delle ultimissime occasioni. Siamo avuto 46 di gioco, siamo già oltre il tempo regolamentare. Va Corda che guarda la porta, cerca il tiro che poi quasi diventa anche un assist per Caminita che per poco non è arrivato in tap-in. Qui forse è da migliorare l'aspetto difensivo per quanto riguarda la marcatura in calcio di punizione, perché è stato veramente vicinissimo al gol e qui Caminita con la difesa praticamente immobile. Il tempo dovrebbe mancare soltanto un minuto. Lorello guadagna tutto il tempo disponibile. Ingallina, la controlla, poi viene pressato da Capitan Teresi, riesce ad uscirne fuori, poi vede col mancino Viola, lascia D'Amico, Lanza, poi cerca un tocco in profondità, non trova lo scatto del compagno, poi Mister Cipolla invece sta comunque applaudendo il suo giocatore nonostante l'errore, che anche complice. Qui significa anche un po' un sinonimo di tranquillità nello spogliatoio, perché anche dopo un errore il mister è subito a rincuorare il suo ragazzo, questo è sicuramente un bel gesto. Mormino può puntare, rientra sul destro, cerca di allungarsi il pallone, ma questa volta viene fermato all'anticipo di Arcolea, poi contrasto di D'Amico, ma va bene così, finisce il primo tempo, finisce la prima fase di gioco con il risultato di 2-1 tra Athletic Club Palermo e Cus Palermo. Noi, come diciamo sempre in ogni nostra diretta, ci salutiamo ma soltanto per qualche istante, perché poi sempre qui, sempre sui canali di Sportisi in esclusiva, il secondo tempo della sfida. A dopo.
le due formazioni si dispongono a centrocampo. Siamo pronti per partire. Bagheria in maglia gialla, completamente giallo, Marsala in maglia blu con bande bianche. Il Rocchi al Marsala che prova a distendersi col pallone in verticale, Virotto che sguscia via, mette il pallone in mezzo, è arrivato il salvataggio da parte di Gastone, poi la conclusione da parte di Iannotti. Curato, parte forte il Marsala che vuole vuole subito far capire le intenzioni di questo pomeriggio. Molto vicino a Rustico, qui bello spunto di Matteo Mamona a destra, va al cross in mezzo, deviazione, poi la conclusione di 6 a suo campo, altissima, si era coordinato bene Gastone con le mani. A cercare Stassi che prova a prolungare di spalletta, Minnone col mancino, Barbera, primo tiro in porta e questo qui. I due centrali del Bagheria, Flamia rimane e poi Stassi e Minnone, pallone basso in mezzo, Procida la gira col mancino, ancora corner per il Bagheria. Caracappa stolta sul secondo palo, Costa scavalcato, Gastone va di testa, pallone sul fondo. Pallone in mezzo, Ferrara non esce, Stassi mette fuori, poi la conclusione deviata, la palla rimane di Ferrara, con personalità anticipa Rallo. La barriera sembra molto vicina. Da Monte tocca per Iannotti, deviazione, c'è corner. È fastidioso che lo sia il termine adatto per definire la prestazione di Marseille nel primo tempo. Qui a voto Flamia che ha sbagliato l'intervento, calcia Vetrano sul primo palo, pallone sul fondo, c'è calcio d'angolo. Vetrano arriva a sostegno, Mamone che fa tunnel a Fiorentino e se ne va, sgasa a destra Mamone, pallone a rimorchio, sta arrivando Rustico che conclude col sinistro, pallone alto, bella azione del Marsala questa qui, arriva Virzì che si impegna per tenere il pallone in campo, ci esce, va il cross, teso in mezzo, rimpallo, Stassi, la gira Stassi, facile per Barbera, apre bene su Fiorentino che fa il sombrero, Mamone che di Fiorentino che è passato, destra di Fiorentino diventa un cross, arriva Gastone, Ferrara, anzi Barbera, che parata ha fatto Barbera, super, 4 uomini in barriera. Parte Stassi, potente, Barbera sul suo palo, ha calciato molto bene Stassi, è riuscita a tenerla bassa. Procida lungo verso Stassi di testa, vola Stassi, Barbera vuole averci il Bagheria, Morana per controllo, lungo per Fiorentino, di testa Aneli, arriva il fischio all'arbitro, appena scuoti 4 finisce 0-0, non una bellissima partita. Cammino del San Giorgio Piano in Coppa. Mister, considerazioni sulla partita? Ma oggi è stata un'altra bella prova da parte del gruppo, siamo partiti veramente bene, col piglio giusto, anche il Casteltermine ha fatto una bella partita, poi abbiamo aspettato, come hai detto bene tu, la ripresa per fare gol alla prima occasione. Abbiamo concesso qualcosina, quindi lì andremo a lavorare, però siamo soddisfatti perché era un obiettivo passare il turno e quindi ci siamo andati con pieno merito. C'è stato una prestazione, un aspetto particolare della prestazione che l'ha soddisfatta? Ma in alcuni frangenti della partita dove abbiamo sofferto siamo stati belli corti, compatti, poi anche il nostro portiere ha fatto 2 interventi importanti, quindi sono soddisfatto di tutti i ragazzi, soddisfatto della prova del gruppo, che ha messo veramente in campo quella voglia e quella determinazione che serve in queste partite, perché giocare con un vantaggio di 2-0 in trasferta, poi in casa magari sai, certe volte ti puoi lasciare andare perché pensi che il turno sia un po' a favore, e quello è un errore che non si può commettere, i ragazzi non l'hanno commesso, sono stati sempre sul pezzo e quindi la concentrazione che hanno avuto nella sofferenza mi è piaciuta tantissimo, perché è una grande qualità quella di saper soffrire. Mister ha parlato dell'ottima prestazione di Belmonte che non abbiamo visto nel match di andata, giocato invece da Polizzi, il nuovo portiere che ha disputato la prima partita, però purtroppo nel finale del match ha avuto un brutto scontro. Può parlarci un po' delle sue condizioni? Guarda, abbiamo fatto la risonanza, quindi ancora non sappiamo di cosa si tratta, quindi aspettiamo l'esito appunto della risonanza fatto ieri, lo aspettiamo a braccia aperte, però Christian oggi ha risposto presente come nelle altre partite, sappiamo di avere 2 grandi portieri e quindi una grande squadra deve avere anche 2 grandi portieri. Anche oggi ha dimostrato di aver messo in campo una squadra quadrata, prestazione da segnalare è quella di Jack Serio che è tornato
al gol, un po' la prestazione della sua squadra, in particolare appunto del gol di oggi. Assolutamente sì, Jack lo sappiamo, è un giocatore che a noi ci fa sempre la differenza, ma non solo lui, anche Davide si è sacrificato, a centrocampo abbiamo avuto il piglio del gioco in alcuni frangenti, specialmente all'inizio, e anche in difesa i giocatori della difesa hanno giocato benissimo, il veterano Ivan, anche Gabriele Rubino, e chi è entrato oggi mi è piaciuto tantissimo, e quello è quello che chiedo ai ragazzi, una mano quando si entra in campo, devono dare tutto e l'hanno data, e quindi sappiamo che possiamo contare su un gruppo di 24 ragazzi e si devono fare trovare sempre pronti. Prossimo appuntamento, si tratta del campionato, appunto si torna in campo domenica 12 novembre contro l'Alba Alcamo che ha pareggiato l'ultimo incontro contro il Bagheria. In che modo vi preparerete? Sappiamo che affrontiamo un avversario che ha subito soltanto 3 gol, quindi è una squadra molto quadrata, allenata bene da Virga, grande allenatore, quindi in settimana andremo a lavorare appunto in prospettiva di questo avversario che dovrà essere nostro. Il ritorno degli ottavi di Coppa Italia porta la firma di Jack Serio. Come valuti la prestazione di oggi della squadra e in particolar modo la tua? Innanzitutto è stato importante portare dalla nostra qualificazione, cosa non abbastanza semplice perché comunque nonostante la partita dell'andata su comunque un vantaggio importante c'era sempre una gara di ritorno da giocare con un avversario abbastanza ostico. Siamo stati bravi a sbloccarla e bravi comunque a contenere le imbarcate, i contropiedi, tutto quello che era il gioco della squadra avversaria. Oggi ti sei fatto trovare sempre pronto, sei tornato al gol, le emozioni che hai provato? Io non vivo tantissimo per il gol, io preferisco magari fare segnare il bomber che è un 9 e ne ha bisogno. Per me la cosa più importante è che la squadra mi faccia divertire, io ho bisogno di una squadra che mi faccia divertire, qua a Piano ci sono tutti i presupposti, poi alla fine che Serio segni o no poco importa. A proposito di bomber, hai parlato di Davide Carioto, quando entrambi siete in campo riuscite davvero a dar spettacolo? Sì, già sono tanti anni che comunque volenti o nolenti ci ritroviamo nella stessa squadra, è normale che poi col tempo l'intesa si affina e diventa tutto più semplice per noi. Prossimo appuntamento, si torna in campionato, regolare stagione appunto, domenica 12 novembre contro l'Alba Alcamo. In che modo preparerete il match? Ma sicuramente è quella di una squadra che ha bisogno sempre di portare avanti quello che è il fiore in cascina. È normale che tutte le squadre ci incontreranno come la capolista e quindi è giusto che ci sia l'atteggiamento giusto per portare i 3 punti a casa. A proposito di capoliste, in questo momento siete voi al vertice di questo campionato di promozione. In che modo riuscirete, appunto, volete tenervi stretto questo posto? Ma io credo che di partita in partita poi si debba dare battaglia su tutti i fronti e su tutti i campi, perché ci saranno appunto squadre attrezzate, squadre come San Vito, come Parmum che daranno filo alla torcere fino alla fine. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida tra Athletic Club Palermo e CUS Palermo, un derby cittadino, al momento il risultato di 2-1, ma vi mostriamo anche il nostro classico tabellino presente in ogni nostra diretta, come poi ricordiamo sempre a tutti gli spettatori, il cronometro inizierà soltanto nel momento del fischio successivo, chiaramente da parte del direttore di gara. Partita al momento ferma sul risultato quindi 2-1 con una doppietta decisiva
da parte di D'Amico, che con il sinistro è riuscito a battere il portiere avversario Chimento in 2 occasioni. D'altra parte invece il gol è arrivato sotto il nome di Chiarello, nel caso calcio di punizione passando sotto la barriera, forse anche una piccola deviazione, ma come diciamo sempre bisogna riguardare le immagini. Ovviamente voi che potete andare indietro potete anche rivedere il gol del Cus Palermo e effettivamente verificare se ci sia stata una deviazione o meno. Nel frattempo le due squadre sono già in campo, ma manca il direttore di gara, parte fondamentale, oltre chiaramente i 22 in gioco. Bisogna essere in 23 però chiaramente per giocare, e quel 23esimo è proprio il direttore di gara, che sembrerebbe essere ancora all'interno dello spogliatoio. Si attende soltanto il suo arrivo. Nel frattempo sta continuando il riscaldamento, nonostante chiaramente stia giocando da 45 minuti corda. Da lui ci si aspetta veramente tanto, sappiamo della sua tecnica, sappiamo del suo mancino, ma al momento non sta brillando. Però quando ha il pallone tra i piedi sicuramente può essere un valore aggiunto di questa formazione. Nel frattempo è arrivato anche il direttore di gara. Si controlla prima la rete, chiaramente, come ormai di norma sappiamo come il direttore di gara sia invitato a farlo. Controlla che tutto sia ok, ma noi nel frattempo la telecamera l'abbiamo puntata verso il centrocampo perché vogliamo mostrarvi anche la concentrazione. Vedete i volti da parte di tutti i giocatori in campo. Stanno parlando intanto Messina con Di Giovanni, anche con Caruso. Adesso ti tocca dall'altra parte controllare l'altra porta, l'altra rete, e poi finalmente potremo iniziare questo secondo tempo, questi secondi 45 minuti della partita che ci accompagneranno poi fino al triplice fischio. Il risultato, come detto anche in precedenza, sorride alla formazione in maglia bianca, che vuole sicuramente costruire un fortino all'interno del proprio campo di casa, e lo vuole fare con questa seconda vittoria consecutiva. Nel frattempo arriva anche il fischio e primo tocco per il Cus Palermo, con la pressione subito di Caruso molto alta, in testa poi Chimento, rischia tanto ma subito molto attiva la partita. Teresi, pressione sempre di Viola, poi favorisce D'Amico che cerca la porta, tiro strozzato sulla sinistra con Di Giovanni che si lamenta un po' col compagno, e effettivamente possiamo anche dire come abbia ragione, perché sembrava essere libero su quell'out di sinistra, non è stato servito dal compagno che invece ha cercato la gloria personale, una tripletta ipotetica che non è arrivata, ma che siamo sicuri che potrà arrivare, chissà, vediamo. Intanto si riscalda Corsino, probabilmente il suo ingresso potrà dare nuova linfa a centrocampo, anche per mettere un giocatore che a centrocampo è abituato a lottare su tutti i palloni. Potrebbe lasciare il campo o Arcoleo o Viola, probabilmente uno dei due. Entrambi stanno giocando una grande partita. Al momento forse potremmo ipotizzare Viola, anche per ristabilire la mediana contro la Parma, perché nel secondo tempo è salita in cattedra, nonostante chiaramente la qualità della squadra che invece gioca a Mondello. Tanto Martino sbaglia il tocco, Teresi col ginocchio, poi Viola scivola, Mormino sbaglia il tocco, poi D'Amico prova un tunnel, ma anche ancora una volta non riesce ad avanzare. E scivolata di Viola, adesso guadagna anche il possesso, poi Caruso si aggancia col suo avversario, Chimento la controlla, va direttamente lungo dalle parti di Teresi, che con il petto libera Palma, palla in verticale, la tocca a Fiore, poi allunga con Caminita, Martino lo insegue, poi il raddoppio perfetto da parte di Fiore, che cerca anche un dribbling ma sbaglia questa volta. Corda, destro-sinistro, molto bene, poi cerca il traversone in mezzo, viene fermato, palla in rimessa laterale, ancora in zona offensiva per il Cus Palermo, che rimane lì davanti, cerca di schiacciare l'Athletic Club Palermo, palla alta, poi cerca la sforbiciata Messina. Ha trovato una giocata molto complicata, però anche bella, dai, possiamo effettivamente dire che queste giocate siano forse le preferite di tutti i ragazzi. Ha visto la possibilità di poterla effettuare ed effettivamente l'ha compiuta, ma con
poca precisione. Intanto rimessa dal fondo con Lorello sul punto di battuta. Va lungo. Cerca Ingallina, buca l'intervento, poi gamba molto alta da parte di Chiarello. Tutto regolare per il titolo di gara, poi si alza anche Viola. Adesso rientra D'Amico, poi con la punta Chiarello. Martino taglia la strada, poi si appoggia dietro rischiando tanto su Caminita. Qui il contrasto in scivolata, palla che rimane da Valetti di Corda che non aggancia. Rischia veramente tanto il Cus Palermo. Copitacco poi di Corda con la Rosa che si accontenta di una rimessa dal fondo, anche molto saggio, intelligente quel numero 3. È rimasto giù Caminita. Scontro con Lorello. Ma da dove vengo? Questo secondo me non è becciato mai. C'era un fallo quando Rimasto a terra Caminita, ci auguriamo chiaramente che sia tutto ok per il numero 9. Al momento non si riscalda nessuno, però adesso lo staff medico ad entrare per valutare le sue condizioni. Si è rialzato però fortunatamente. La Rosa di prima di Giovanni buca qui il tocco con il pallone. Palma di prima Messina, di testa poi Corda, la tocca Caminita, sempre Messina con l'esterno, tentativo di trovare nuovamente Corda, trova però ancora la strada chiusa da La Rosa. Una grande partita per il terzino che, come diciamo anche nei primi minuti della partita, non ha un compito facile oggi quello di tenere un giocatore come Gaetano Corda, però ci sta veramente riuscendo benissimo, cercando di limitarlo anche per non consentirgli di rientrare sul suo sinistro. Intanto Martino va a lungo, cerca di testa Caruso, spinto da Rizza, ma non è per il titolo di gara. Caruso lotta ancora con la spalla, la Rizza si appoggia dietro, Chimento, Groppuso, dribbling in fase difensiva, sbaglia tutto, ma viene graziato perché il direttore gara fischia un calcio di punizione. Nel frattempo si deve però ribattere. Arbitro, devi svegliarti! È dietro, è dietro! Sarà calcio di punizione con Groppuso, va centrale, Teresi aggancia, adesso allarga dalle parti di Palma, rientra molto bene qui il suo dribbling, poi salta anche un altro uomo, poi cerca di appoggiarsi con l'esterno, sbaglia il tocco perché la Rosa è perfetto, Ingallina trova Caruso, poi il contrasto di Groppuso che nel tentativo di fermare il suo avversario probabilmente lo colpisce anche forse un po' con l'avambraccio, ma tutto ok. Comunque è rimasto giù Corda, rimasto a terra Corda, sta toccando la caviglia. Non ci siamo accorti effettivamente di ciò che è successo, ovviamente un contrasto. Intanto anche il tecnico del Cus Palermo tentativo di valutare le sue condizioni. Nel tempo la panchina di casa va direttamente alle parti di Mister Cipolla. Qui sta caricando i suoi ragazzi, cercando di farli stare sempre in partita, di mantenere il ritmo di questa gara che al momento li vede sopra con il risultato di 2-1, ma Cus Palermo è comunque una formazione molto pericolosa. Ricordiamo il miglior attacco di questo campionato, 13 gol prima di quest'oggi, ora sono diventati invece 14 con il gol sul calcio di punizione di Chiarello. Tempo si è rialzato Corda, tutto ok, un po' claudicante in realtà. Sarà quindi rimessa con le mani con Ingallina che lascia La Rosa. È il laterale nostro, gioca! La Rosa con le mani. Può rientrare! Signore, cambio! Signore, cambio! Tieni! Intanto è pronto un cambio, fuori Teresi, capitano, che lascia a Palma, che è il vice di questa squadra.
Signore, esce il 4, entra il 18. Adesso c'è un cambio perché entra con la maglia numero 18 Mattia Ruvolo. Ho visto riscaldarsi effettivamente durante l'intervallo, adesso è entrato al minuto 52 di gioco, anzi 53 per essere più precisi. Sarà quindi rimessa con le mani con la rosa che probabilmente è lungo, infatti fa così, cerca Caruso, la sponda, la controlla, Caruso si gira, cerca la porta, Murata, poi conclusione d'Amico ancora, questa volta non trova l'angolo perfetto, deviazione, calcio d'angolo per di Clave Palermo con D'Amico che va a battere questo corner probabilmente con il suo sinistro a rientrare. Vediamo infatti la posizione di Martino che al momento sembrerebbe quasi guardarsi intorno partendo fuori dalla di rigore, ma adesso sicuramente attaccherà, infatti fa così, cross in mezzo a cercare proprio Martino che gli sta quasi, stava per insaccare, poi conclusione di Giovanni, forse anche quasi per non agganciare questo pallone, per non poi trovarsi contro la pressione avversaria, ha cercato invece la porta, tentativo giusto da parte del 10. Groppuso. Ecco Larizza. Non fare ragionare, Totò, non fare ragionare, Totò, non fare ragionare. Palma, poi l'anticipo di La Rosa. Scontro con Camita che prova il taglio con Lanza, molto bravo qui a non essere timoroso nell'aggancio, ma chiudere tutto. Una buona partita anche per il terzino. Intanto Lorello va a lungo a cercare il colpesta di Ingallina che buca di Giovanni, la tocca con il ginocchio probabilmente, poi l'anticipo da parte di Corda che si è ripreso centralmente. Ecco Messina, c'è l'inserimento di Ruvolo, il taglio perfetto per Ruvolo che è scivolata, va giù ed è calcio di rigore. E calcio di rigore per il CUS Palermo, non ci crede l'Athletic, non ci crede la formazione di casa, calcio di rigore per il CUS Palermo. Sul punto di battuta va Corda, subito qualche spinta con anche Groppuso e Ingallina, si spingono un po'. Adesso c'è qualche scaramuccia con l'idea di gara che fa allontanare tutti. Qui Palma invece da capitano a dire ai suoi compagni di allontanarsi, parla soltanto lui col dietto di gara. La decisione è stata quella di concedere un tiro dal dischetto e Corda andrà dunque a sfidare Lorello. Sul dischetto Corda, vediamo se cercherà la potenza o se invece la precisione. Nel frattempo Groppuso continua a dire qualcosa con Larizza, Palma, Messina, ma anche Chimento a dire qualcosa al compagno, forse di non continuare a protestare. Nel frattempo aumenta il riscaldamento Corsino, sarà ovviamente il prossimo a entrare. Nel frattempo Corda contro Marco Lorello, la sfida dal dischetto, è fermo, quasi impietito il portiere. Corda, passetti, poi cerca la precisione e non sbaglia Cateno Corda, fa il gol del 2-2, poi l'esultanza di Palma con il proprio tecnico. 2-2 il risultato. Adesso chiama un cambio mister Cipolla con l'inserimento da parte di Corsino, uno dei migliori in campo della scorsa partita, al posto di Viola probabilmente. Vediamo, infatti è proprio questo il cambio. A me ne rendo dubbio, il rigore il suo poteva errare, ma manca rendo dubbio. Che cosa è nudo? Cosa è dubbio, vabbè. Ma manca in dubbio. Fuori Viola, dentro, quindi Corsino. Non discutere, Cristian. Su un cambio a centrocampo anche nel tentativo di dare nuova linfa per mister Cipolla, che può contare comunque di una batteria
di mediani veramente molto interessanti. Corsino sicuramente entra all'interno di questi. Un giocatore che nella scorsa partita contro la Parma è riuscito ad essere uno dei protagonisti della partita, lottando praticamente su tutti i palloni, pressando, rubando la sfera e garantendo anche alle volte la superiorità numerica. Adesso entra in campo. Ci siamo anche un po' stupiti a vederlo forse in panchina, ma una scelta anche per dare invece spazio a Viola, che comunque ha fatto una buonissima partita. Tanto scivolata di La Rosa, va giù, si tocca il viso ma si continua. Poi però si è un po' incattivita la partita, si continua a giocare con La Rosa che è rimasto giù. Rimasto a terra La Rosa. Adesso si è rialzato fortunatamente il numero 3, autore di una grande partita su quella fascia, sta macinando tanti chilometri. Nel frattempo Di Giovanni a chiedere acqua per il proprio compagno. Poi Larizza va a vedere le condizioni del suo avversario. Tutto ok però per La Rosa, fortunatamente si è ripreso. Adesso Palma sta invece parlando con il direttore di gara. Rimessa laterale e dell'Athletic, con Ingallina che restituisce il pallone agli avversari. Questi sono chiaramente i gesti che vogliamo vedere. È rientrato invece La Rosa. Poi Larizza lascia scorrere dalle parti di Palma. Colpo di testa da Pentado Ruvolo, che appena entrato si è anche conquistato il calcio di punizione. Va La Rosa con le mani lungo a cercare la sponda di testa, non arriva, poi scontro tra Corda e Arcoleo e già ammonito. Attenzione perché già ammonito Corda, e infatti doppio giallo e cartellino rosso per Corda. Infatti il rosso per Corda. Scontro con Arcoleo che si sta toccando l'altezza del processo xifoideo. Poi va fuori Corda. Il tempo è stato portato fuori Corda. Aspetta, che piccola scaramuccia. Sono tutti in campo adesso. Ho capito che tutto questo danno lo sta facendo tu, penso. Anche Clemente invece, Mattia Clemente a dare la carica. Ho capito che questo danno lo sta facendo tu, però, Tempo. sta facendo il soldato. Adesso un po' di nervosismo in campo, chiaramente. Con il gioco che ferma al minuto 61. Poi dietro di gara adesso c'è anche un altro cartellino giallo, non abbiamo capito per chi, sinceramente. C'è veramente tanta confusione. Cartellino giallo per Groppuso e per Martino. Il gioco è fermo già da diversi minuti.
messo a colloquio invece Ingallina e Palma da capitani a cercare di mantenere forse nervi saldi. Fate Parcoleo a fare vedere invece il colpo ricevuto. Minuto 63. Gioco fermo già da diversi minuti, circa 3 minuti almeno, quindi ci immaginiamo un cospicuo recupero. Siete una squadra di maleducati, perché se i miei parlano che hanno passato tanto, Tempo, ancora il gioco non continua, c'è ancora un po' di nervosismo. Purtroppo il gioco ancora è fermo, è un peccato perché in realtà ci stavamo vedendo veramente una partita bellissima, 2-2 il risultato, con 2 calci piazzati che hanno invece favorito il Cus Palermo, un calcio di rigore e un calcio di punizione, invece 2 gol su azione per l'Athletic con D'Amico. Nel frattempo ancora il gioco è fermo, ormai stiamo arrivando circa al quinto minuto. Anche Marco Clemente in campo, un po' tutti. 60 mai giochiamo. Marco, giochiamo con i ragazzi, Marco. Adesso però sembrerebbe essere tornata la tranquillità. Mister, io sono quello che si può dare un da faccia. Oh, dale un da faccia. Sarà quindi calcio di punizione con D'Amico sul punto di battuta. C'è anche però Di Giovanni adesso con circa 6 minuti di gioco fermo. I giocatori potrebbero anche essersi un po' raffreddati dal punto di vista muscolare, hanno chiaramente pensato a continuare il loro riscaldamento. Diciamo che l'atmosfera non consentiva forse di pensare al riscaldamento, di continuare a muoversi, di non spezzare il gioco, ma questa intero 6 minuti potrebbe aver danneggiato anche un po' la partita dal punto di vista atletico, perché non è mai facile poi tornare dopo una pausa. Infatti qua un po' si confondono, forse è anche uno schema, chissà. Intanto allontana Groppuso, Caminita, Corsino tocca con la punta ma non basta per arpionare il pallone. Poi il contrasto da parte di Fiore che mette in calcio d'angolo. Dunque ricordiamo come il Cus Palermo sia rimasto in 10 uomini con l'espulsione per Gaetano Corda, intervento scomposto, e palla poi infatti in calcio di punizione battuto questo schema tentato da Ingallina e Di Giovanni, non riuscitissimo in realtà, che ha prodotto poi il contropiede. Intanto palla in calcio d'angolo, viene cercato Messina, palla che però termina direttamente in rimessa laterale, dunque per il Club Palermo, con Ingallina che va subito a prendere il pallone, vuole caricare i suoi compagni, tutta la carica da parte dell'attuale capitano La Rosa. Testa Palma, poi il gioco fermo, Palma molto dolorante, quasi in lacrime per la botta presa. Questo è il livello di Reni probabilmente. Uno scontro con il colpo di testa. È rimasto a terra qui Palma. Adesso un po' di ghiaccio per il giocatore, che ci auguriamo chiaramente possa riprendersi il più presto possibile. Una buona gara, forse un po' in difficoltà in realtà nel primo tempo, qualche controllo non perfetto, la pressione poi chiaramente di Giovanni è stata
provvidenziale nel rubargli la sfera e consentire a Caruso di puntare e battere verso la porta. In quel caso però il numero 11 non è stato pulitissimo nella sua conclusione, cercando un destro verso la porta. Nel frattempo pallone restituito. Queste sono chiaramente le immagini che noi vogliamo vedere ogni giorno, questo magnifico sport. Larizza, scontro tra ovviamente Palma e La Rosa. Viene commesso fallo però dallo stesso capitano del CUS, sarà dunque calcio di punizione. Nel frattempo vengono congelati anche i cambi che sono diversi giocatori stanno riscaldando. Minuto 68 di gioco. Adesso Lorello andrà probabilmente lungo, salgono tutti. Baricentro adesso è molto alto da parte dell'Atletic, infatti va proprio a cercare le torri in mezzo. Allontana Groppuso, poi Messina prova a girarsi, viene fermato da Arcoleo. Grande la partita da parte del 4 di Giovanni. Poi La Rosa intercetta, Arcoleo allontana Messina, Corsino cerca l'imbucata perfetta, colpo di testa, 2 volte col sinistro e poi non trova la porta D'Amico per questione veramente di centimetri. Ma che palla di Corsino, che palla perfetta da parte di Corsino. Qui con il destro l'ha calibrata veramente con i giri giusti. D'Amico era andato puntualissimo, ma nel frattempo è rimasto giù Fiore. Scontro con Ruvolo, va anche forse il cartellino giallo per lui, vediamo se Tito Egarà lo sanziona o meno. No, soltanto invece sì, il cartellino giallo dunque per Ruvolo. Adesso si è rialzato male, vistosamente claudicante Fiore. Ancora una volta per Ferdinando Fiore una buonissima partita, anche la scorsa. Chiaramente difensore molto pulito nelle sue azioni, lascia quasi sempre l'impostazione al compagno Martino, però anche lui quando è chiamato ad impostare, la giocata, è un giocatore comunque non si tira mai indietro. Tanto cerca il dribbling Lanza, viene chiuso però da Tripoli, poi scontro in tackle, palla in rimessa laterale. Dunque parliamo sempre di Fiore, come la scorsa partita invece con la Parmaval si è uscito anzitempo per crampi. Una partita che l'ha visto spendere veramente tante energie, in quel caso marcatura sull'Abbate, un giocatore che sta brillando in questo campionato. Qui spalle alla porta, prova a girarsi Caminita, Martino, perfetto. Messa laterale, minuto 70 di gioco, siamo entrati al 71esimo. Caminita prova il sombrero, non riesce a passare. Nel frattempo il CUS si è sistemato quasi con un 4-3-2, anzi forse un 4-2-3 in realtà, perché sembrerebbe essere a centrocampo soltanto Chianello e Messina. Nel frattempo si accendono le luci, c'è anche una maggiore illuminazione in campo per questi ultimi 20 di gioco che ci accompagneranno al triplice fischio, ma chiaramente ci aspettiamo un cospicuo recupero di almeno 6 minuti, ma è veramente il minimo 6 minuti. Nel frattempo è pronto un altro cambio in casa CUS, con Cristian Ciglio che farà il suo ingresso. Esce dal campo invece Caminita. Una buona gara comunque per l'attaccante. Fa il suo ingresso Ciglio, vediamo che cosa potrà dare alla sua formazione. Forse magari anche maggiore copertura in fase difensiva, qualche recupero, visto anche l'espulsione da parte di Corda. Del calcio di punizione. Palla sul primo palo, Martino! E poi sulla linea salva tutto Groppuso. Era andato praticamente a botta sicura, ma uscita da dimenticare da parte di Chimento, con il colpo di testa di Martino perfetto qui. Aveva anticipato, Groppuso invece è stato molto bravo a intercettare sulla linea. D'Amico apparecchia per il compagno, va giù, si continua, Di Giovanni, Arcoleo da fuori, non inquadra la porta, ma buona qui la sponda, però un calcio d'angolo. Non sembrava in realtà potesse esserci una deviazione.
non è per il direttore di gara, che invece dichiara un calcio di punizione. Sarà quindi calcio d'angolo con Di Giovanni sul punto di battuta, guarda i compagni al centro, vediamo se andrà sul primo, se cercherà invece il secondo palo, va sul secondo, la rovesciata tentata da Gallina, sta per fare una prodezza qui. Pure ciotto, Mormino va a rientrare molto bene qui. Ottima la sua giocata, una buona partita. Ecco Palma. E Di Giovanni chiude. Adesso continua il riscaldamento e ci sarà anche un cambio, però la prossima occasione va Palma a cercare le sponde di testa. Di Giovanni chiude. Ciò che vediamo dell'Atletic è sicuramente che gli esterni come D'Amico e Di Giovanni, nonostante partano in zona offensiva, in tridente, intanto cross in mezzo per cercare la volée, poi esce anche il portiere, però fallo in attacco. Dunque gioco che si ferma, arriverà anche il cambio. Dunque diciamo, ciò che abbiamo visto degli esterni, che si nota anche abbastanza chiaramente, è che nonostante partano in zona offensiva sia D'Amico che Di Giovanni, in realtà spingono tanto anche in fase difensiva, facendo tanti ripiegamenti difensivi. Questo chiaramente aiuta anche i terzini in marcatura, sia la Rosa che Lanza. Nel frattempo il cambio è pronto, con Anania pronto a subentrare. Vediamo il posto di chi. Dovrebbe essere uscito Lanza, e infatti è uscito da quella parte, con Martino che si schiera come terzino destro. Tanto buona partita per Lanza, che non ha spinto tanto, però in realtà in fase difensiva ha sempre ritrovato abbastanza pronto, con tanto posizionamento, anche essendo un po' più bloccato rispetto alla Rosa, che invece cercava di sorprendere maggiormente le difese avversarie con le sue volate. In questo caso invece Lanza più di contenimento, ma una buona partita anche per lui. Tanto Martino cerca centralmente il compagno, trova la sponda da parte di Caruso, nuovamente Martino, palla in profondità, questa volta sbagliata da parte del difensore centrale, ora passato terzino, autore del gol contro la Parma, ma avrebbe trovato in realtà il gol anche quest'oggi con un colpo di testa, ma ha dovuto fare i conti con Groppuso, molto bravo qui a respingere dopo l'uscita a vuoto di Chimento. Intanto intercetta Corsino, salta l'uomo Di Giovanni, il tocco Caruso, sombrero, guarda la porta, se la giusta, calcia con il destro, deviazione, poi Chimento blocca, va subito in avanti e non vuole perdere un secondo. Martino, poi Corsino con la punta, Di Giovanni la controlla bene col mancino, poi si appoggia delle parti di Rosa, traversone in mezzo, l'aggancio in Gallina, Chimento blocca, palla lunga con il colpo di testa di Anania direttamente alle parti del portiere. Questa c'è spazio per Di Giovanni, di Tra, e lui più indietro al posto di La Rosa. Poi il taglio perfetto di Caruso che guarda la porta, Caruso sbaglia l'aggancio, poi apparecchia per il compagno, sbaglia il tocco, La Rosa difende molto bene qui Palma, poi grande azione da parte di Groppuso, uno dei migliori di questa partita, poi lancia, prende in pieno Martino, lo ha liberato, guarda i compagni, Martino guadagna diversi metri, guarda la porta, cerca il traversone in Gallina di sta sponda molto intensa, poi conclusione! Che cosa ha fatto D'Amico, però fuori gioco, era arrivato il gol del 3-2, D'Amico ha fatto veramente una perla assoluta, vado a segnalare anche l'assist di Gallina, intelligentissimo, in questo colpo di testa molto preciso. Però gioco fermo per fuori gioco, bisogna riguardare un po' le immagini per verificare se effettivamente la posizione di partenza di D'Amico fosse oltre la difesa, ma come diciamo sempre bisogna riguardare le immagini. Voi che potete farlo da casa forse avrete ancora una risposta più celere rispetto alla nostra, che non possiamo purtroppo tornare indietro a riguardarla, ma i dubbi comunque ci sono. Palla lunga a cercare l'inserimento di Caruso, che in questo secondo tempo si è mosso veramente tanto, forse anche di più rispetto al primo.
Adesso va a lungo Chimento, palla alta, colpo di testa, poi la controlla molto bene qui Mormino, apparecchia per il compagno ma sbaglia, capisce tutto in anticipo D'Amico. Adesso Martino, rilancio offensivo, ancora una volta palla precisa, cercare Corsino che prova l'aggancio ma sbaglia, poi D'Amico tallone il suo avversario, guadagna comunque una rimessa laterale, dunque rimane in zona offensiva. Nel frattempo è pronto un altro cambio con l'ingresso da parte di Ismaele Anania. Palla in profondità, chiude molto bene qui la difesa. Per la scivolata di Arcoleo con l'ultimo tocco che sembrerebbe essere di Messina, ma non per il direttore di gara. Ha cercato di arpionare il pallone nell'ultimo tocco, sembrava essere di Messina con il piede probabilmente, ma non per il signore di oggi che decide di invece non concedere rimessa laterale alla Atletico Club Palermo. Arriva però un cambio, dunque inizia la partita da parte di Ismaele Anania. Però dopo questa azione probabilmente forse è un cambio per Di Giovanni, possiamo anche un po' ipotizzare per il ruolo probabilmente. Intanto palla in mezzo, sponda di testa, allontana con il petto, tutto regolare, si chiede un tocco col braccio ma non è stato ravvisato dietro gara. Poi conclusione improvvisa tentata da fuori con la parata perfetta di Norello. Chiarello aveva provato con questo mancino improvviso, quasi da posizione leggermente defilata, corpo non molto coordinato in realtà, però poi la conclusione è comunque arrivata bene con il mancino. Non ha trovato però la porta, ma grande risposta del portiere. Sarà adesso calcio d'angolo, cross in mezzo, si cerca le torri dentro la di rigore, la tocca Groppuso ma poi esce dalle parti e conclusione da fuori, poi tentata ma respinta soprattutto dalla difesa. Buona qui la palla di D'Amico, questa è la velocità da parte di Di Giovanni che può puntare, salta l'uomo Di Giovanni con la suola, va giù, calcio di punizione. Questa può essere una grande opportunità, arriva anche forse un cartellino giallo, vediamo. Palma si lamenta tantissimo con Di Torregara, ma sembra effettivamente un tocco irregolare. Poi va, il gioco però non è fermo, in realtà sì. Torregara però non ha fermato nulla, intanto cartellino giallo, dunque il gioco era quindi fermo con un cartellino giallo. Ricordiamo che c'è bisogno poi del fischio da parte del direttore di gara, gioco fermo, quindi ha tentato Caruso di scattare. Ingresso di Anania. Adesso vediamo però al posto di chi. C'è un altro cambio, fuori Chiarello, dentro invece con la maglia numero 14 Kumbo, e fuori Di Giovanni che si è preso questo calcio di punizione e ha apparecchiato la strada a Ingallina. Adesso anche Anani invece si mette dentro l'area di rigore. Sarà quindi calcio di punizione. Sta toccando il pallone, adesso lo sistema Ingallina, probabilmente cercherà la porta, ma almeno per la sua rincorsa sembrerebbe quasi più un cross in realtà da qui, ma vediamo come andrà, se cercherà la potenza o la precisione. Va Ingallina, cerca invece la potenza e poi miracolo da parte di Chimento. Che tiro da parte di Ingallina e che parata soprattutto del portiere, una risposta perfetta volando sul palo. Poi riparte il contropiede con il Cussa col tacco molto elegante. Ecco qui un Kumbo appena entrato, Tripoli si guadagna tutto lo spazio a disposizione, prova a rientrare, va sul sinistro, ottiene la fascia, poi tira in mezzo, palla direttamente sull'esterno della rete. Dunque
rimessa dal fondo per l'Athletic Club Palermo, minuto 83 di gioco, 2-2 risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante in partita. Mancano 7 minuti, ma poi è sicuramente un super recupero, perché il gioco è stato fermo per diversi minuti, dunque ci immaginiamo che fosse una risposta da parte del direttore di gara. Tanto colpo di testa a cercare Anania! Ed eccolo il cambio della panchina! Eccolo Anania! Esultanza bellissima con tutti! Qualcuno qua dei tifosi aveva anche annunciato questo gol e l'ha anche indovinato, bisogna dire. Che gol di Anania! Perfetto questo inserimento. Qui l'abbraccio con i compagni, anche con il mister, bellissimo. Risultato adesso di 3-2, minuto 84 della partita. Adesso per il Cus tanto c'è stato sul cambio, ma espulsione diretta per Palma. Adesso rimane in 9 di Toricus Palermo, forse qualcosa di troppo detto al direttore di gara, ma veramente possiamo soltanto ipotizzare in questo momento. La fascia di capitano è andata sul braccio di Messina. Dunque, Toricus Palermo che ha cambiato 3 capitani oggi, perché ha iniziato la partita il capitano Salvatore Teresi, poi Andrea Palma, vice, adesso invece il terzo è Messina. Nel frattempo fuori Cilio è entrato nel secondo tempo, una partita un po' sfortunata per lui, è entrato forse per attaccare, per dare anche maggiore manforte all'azione offensiva, ma deve lasciare iniziare un po' l'ingresso di Emanuele Lopez, che invece probabilmente andrà a schierarsi come difensore. Infatti si posiziona proprio lì come terzino destro, prendere anche 18 la posizione del vice capitano Palma, che quindi lascia il campo anzitempo con il Cus adesso in 9 uomini, 2 espulsioni. Larizza, palla molto precisa che accompagna verso l'uscita Fiore, ma poi Chimento. Filorello blocca, non Chimento chiaramente, che fa parte dell'altra squadra, il portiere delle Cus. Fiore scambia con Corsino. Martino. Tocco per Anania col tacco geniale per capire Ingallina fuori dalla porta, cerca la conclusione, viene murato, poi Ingallina ancora una volta lotta con la Rizza, poi la scivolata di La Rosa che lotta veramente con tutti, poi il tocco forse col braccio, ma si continua, palla che termina fuori con il Ruvolo che direttamente prende il pallone. Va La Rosa con le mani, vede vicino a lui Ingallina ma anche Arcoleo. Lui va avanti da Ingallina, prova a girarsi, la difende sul fondo, poi non riesce a tenerla in campo. Con la suola, un gioco con la suola sicuramente delizioso ma non è venuto benissimo. Ruvolo, poi Ingallina, allontana invece Arcoleo, senza battere allo stile il 4, ha deciso di allontanare la sfera. La pressione molto alta di Ingallina, che nonostante il minutaggio dica 87 minuti di gioco, in realtà corre quasi come se fosse uno dei primissimi minuti della partita. Tanta pressione, tanta anche la generosità da parte del capitano. Ci ricordiamo l'assist per D'Amico di testa, che però è stato fermato, anzi frenato la sua esultanza, il suo grido dal fuorigioco. Tanto Cumbo lascia il pallone.
Poi palla in profondità, esce Lorello molto bene. Anche gli applausi da parte del pubblico presente. Vai Nani, vai Nani, Ottimo per Anania che può agganciare la palla, la porta in avanti con il petto, poi chiude la strada la Rizza, i due si agganciano, ma tutto regolare. Pacchinamento probabilmente lungo, dunque non parte più dal basso ma direttamente lungo. Intanto forse sta per entrare Mattia Clemente, vediamo perché. Infatti sarà lui il prossimo cambio, forse al posto di Ingallina, vediamo. Intanto il taglio di Ruvolo, che è più veloce è Ruvolo, casca giù, tutto regolare questa volta, niente calcio di rigore e batte rapidamente Lorello, subito per la Rosa. Ruvolo sicuramente ha dato maggiore pepe in questa partita, poi Ruvolo scontro con la Rosa, allontana poi Arcoleo, andare direttamente dalle parti di Chimento, però rimane giù Ruvolo, che sicuramente da quando è entrato ha messo in difficoltà tutta la difesa. Nel frattempo cartellino rosso, un altro, invece in 8 la partita, fuori anche Groppuso, dunque rosso. Qui la Rizza infatti dire al compagno di non continuare con le proteste, ma adesso addirittura in 8 c'è spazio per Mattia Clemente, posto di Ingallina, quindi abbraccio bellissimo tra i due e anche fascia di capitano che passa da Ingallina a Clemente. Per questi ultimi minuti di partita, ha avuto 89, ma ci immaginiamo almeno 7-8 minuti di recupero, forse anche di più, considerate anche i cambi, chiaramente le espulsioni. Forse potremmo anche arrivare a 10, chissà, perché stiamo arrivati adesso al 90°, ma chiaramente bisogna vedere il recupero. Possiamo anche ipotizzare almeno forse un 9 minuti, vediamo se indovineremo questa idea dei 9 minuti, ma vediamo effettivamente. Saranno 8 minuti di recupero, 8, dunque non 9, siamo stati forse un po' larghi con questa nostra valutazione. Intanto Clemente tocca il primo pallone, ma non è buono. Gioco allargato, Messina con la suola, me lo fa passare. Applausi per il 20 che sta decidendo questa partita. Non è alto, salta sempre con Messina, poi testa Fiore, palla alta di testa Messina, poi la mette giù Corsino con il petto, casca giù ma si continua, Ruvolo va giù, tutto regolare per i direttori di gara. È già ammonito anche lui, protesta. Tanto è rimasto giù Corsino nel frattempo. Nel frattempo c'è un altro cambio. Dovrebbe entrare Di Martinos, non abbiamo visto male. Invece no, entra Lucchese, probabilmente per D'Amico, più che altro pensando anche alla posizione di gioco. Viene anche un po' scontato pensare questo cambio. Nel frattempo ancora una volta un'occasione per il CUS sul punto di battuta Dimo Mormino, che andrà sicuramente in mezzo, potrebbe in realtà anche cercare la porta, però è molto complicato. Forse è un po' più semplice pensare un traversone in mezzo, vediamo se effettivamente farà così. Cerca invece la porta sul primo, pallone che gira, non troppo, poi se la prende un po' con se stesso. È pronto a un cambio, dunque Lucchese al posto di D'Amico. Infatti non sbagliamo il cambio neanche questa volta, con Anania che va sulla fascia destra. Mancano 6 minuti, poi sarà fine match, 3-2 risultato, partita bellissima. Esce fuori dal campo D'Amico, 2 gol per lui, veramente tanti applausi anche da parte della panchina di casa. Una partita strabiliante per il 7 che in realtà avrebbe trovato anche la tripletta personale, ma è stato strozzato il suo urlo con un fuorigioco, dunque non il massimo.
non è gettato in avanti, cercare la sponda di Caruso, tocca forse con il mento, poi con la tibia. Clemente mette giù il pallone con l'esterno, adesso Corsino. Larizza cerca il tocco sui compagni, non c'è nessuno, complice anche chiaramente l'inferiorità numerica. Palla lunghissima direttamente per Chimento. Palla lungo Chimento. Sta poi Messina, Bucanani qui. Poi Mormino cerca di metterla giù bene, ci riesce, poi triplicato addirittura, perde anche il pallone. Corsino, adesso è un contropiede bello e buono con il gancio difettoso da parte di Caruso, che non ha visto ovviamente arrivare il compagno. C'era sul lot di sinistra Lucchese. Dito la grazia! Ma che fatica! Va la Rosa sul punto di battuta, si avvicina Lucchese, ma lui va lungo da Caruso, aggancia con il petto, molto bene, può mettere giù il pallone. Serve la Rosa, possesso palla che aveva ferata. tiki-taka tentato, poi si fa incuneare Lucchese che ruba anche il pallone. La Rosa trova da solo col mancino, trova l'imbucata giusta per Caruso, poi lontana la difesa, la tocca Messina, viene anche un po' spinto verso la panchina. Gioco che viene subito fermato con il colpo ricevuto. Altezza sacrale per Messina. Nel frattempo entra subito lo staff medico a garantire le cure al giocatore che è rimasto giù. Minuto 94, stiamo per entrare nel 95esimo, mancano poi 3 minuti, ma probabilmente si recupererà qualcosina in più anche per questa perdita di tempo che chiaramente andrà ad alzare notevolmente il recupero. Forse arriveremo tanto giallo per Arcoleo per l'evento precedente. Frattempo il gioco è ancora fermo, non si è rialzato Messina, una brutta botta presa dal 20, molto dolorante. Terminare la partita per lui ora significherebbe fare rimanere la squadra in 8. In realtà c'è ancora i giocatori in panchina. Si è rialzato Messina, tutto ok, leggermente dolorante, ma si scherza anche con il direttore sportivo Giampiero Clemente, che sicuramente avrà detto qualcosa di scherzoso al suo avversario, chiaramente anche un po' per andare a sedare gli animi che sono stati un po' nervosi in questa partita. Quindi calcio di punizione con Messina che può rientrare in campo soltanto dopo l'ingresso della palla, e infatti entra in campo adesso al minuto 96. Vediamo quanto si giocherà, aspettiamo sicuramente non fino al 98esimo, forse arriverà anche al minuto 100, vediamo. Intanto Ruvolo lotta con il compagno, con il suo avversario, poi cerca addirittura la porta, non è che termina fuori, ma sicuramente l'ingresso di questo giocatore ha cambiato le manovre offensive da parte del CUS Palermo, che chiaramente ha messo maggiore pepe, con pizzico di vivacità in più. Nel frattempo minuto 97, dunque manca un minuto al termine della partita, ma ci aspettiamo qualche secondo in più, qualche istante in più. Manca veramente pochissimo, tanto anche mister Cipolla ha detto ai ragazzi di non, chiaramente alla difesa, di non avanzare, rimanere 4 in difesa. Nemmeno i terzini devono salire. Intanto occasione solitaria da parte di Caruso, poi Clemente si apparecchia e calcia con il destro. Tanta potenza, il capitano non trova la porta, ma fa bene a provarci perché è un giocatore che ha queste giocate. Sarà intanto rimessa dal fondo con Chimento che va subito lungo. Testa Arcoleo, poi la tocca
Anania cerca di rimpallare su Curbo, poi il pallone va direttamente in scivolata con Martino che è passato di ruolo da centrale a terzino, ma ha giocato una grande partita in entrambe le posizioni, chiaramente meglio come centrale, ma è il suo ruolo naturale, quindi ci può anche stare queste caratteristiche. Intanto palla lunga, ma va bene così, finisce la partita dopo 98 minuti di fuoco, vince in casa, torna a vincere la Athletic Club Palermo con il risultato di 3-2 contro il Cus. Decide la doppietta di D'Amico, ma soprattutto il gol è decisivo da parte di Anania, è entrato dalla panchina. Una partita bellissima, minuti 98 di questa gara che ci hanno tenuto veramente tanta compagnia. Adesso guardando anche la classifica, vediamo come il Club Palermo salga a quota 7 punti in classifica e soprattutto migliora anche il dato del rendimento in zona gol, che li trovava fermi a quota 4 gol, adesso invece li trova a quota 7. Dunque una partita bellissima che viene vinta dall'Athletic Club Palermo, che sale dunque a quota 7 punti e dunque sicuramente un grande inizio di settimana per Mister Cipolla. Noi vi ringraziamo qui da Marco Genduto di Sportivi, è tutto, vi ringrazio e alla prossima.